Riprendo dopo la pausa e mi dice Lucia che non sono arrivate domande dalle altre sedi, per cui procedo con il prossimo argomento. Eventualmente, naturalmente, potete scrivere le vostre domande anche durante l'intervento e poi Lucia me le può girare. Dunque, avevo concluso il discorso sui sinonimi e i contrari. E adesso passo alla seconda parte della lezione che invece riguarda le famiglie di parole. E, parto col dire che esistono due famiglie di parole, si possono intendere in due modi diversi, le famiglie lessicali e le famiglie semantiche. Le famiglie lessicali sono famiglie che riuniscono parole che hanno la stessa radice, mentre invece le famiglie semantiche riuniscono parole che fanno parte, appartengono allo stesso campo semantico. Per quanto riguarda i campi semantici, un esempio molto semplice, riunisce parole molto diverse tra loro, pensiamo al campo semantico dello sport e a parole come torneo, disputare, atleta, allenatore, tifare, classifica, gara, concorrente, cioè sono tutte parole che sono in qualche modo, hanno un qualche rapporto tra di loro. E questo rapporto ce l'hanno nel senso che fanno parte appunto di uno stesso campo, di uno stesso settore specifico all'interno della lingua, che è in questo caso appunto quello dello sport. Ovviamente nulla vieta che una parola appartenga anche a più campi semantici, evidentemente, no? Quindi torneo, per esempio, nell'uso letterario, il torneo cavalleresco, lì è una parola che sarebbe appartenuta anche a un altro campo semantico, che è quello appunto in generale, molto in generale, della guerra oppure del combattimento, delle tipologie di combattimento. Parto anche in questo caso da una definizione del dizionario di linguistica di cui parlavo prima, dove si dice che per famiglia lessicale si intende un insieme di parole che hanno in comune la stessa base o radice, quindi una definizione molto simile a quella che ho dato prima. Dopodiché si fa una precisazione, si dice che ci sono parole che sono della stessa famiglia lessicale pur presentando basi diverse. Questi sono casi un po' particolari e si hanno quando c'è alle spalle una base, generalmente latina per quanto riguarda l'italiano, e poi però si è avuta una evoluzione su due canali diverse, cioè una parola si è evoluta per tradizione, diciamo, orale e popolare e un'altra invece per tradizione dotta. Faccio soltanto qualche esempio. Parole come circolo e cerchio, vizio e vezzo, nitido e netto, dove di solito la parola di livello più formale è quella di derivazione dotta, quindi derivazione dotta vuol dire che è stata recuperata nel corso dell'umanesimo, mentre invece quella di uso più corrente è quella di tradizione popolare che deriva direttamente dal latino e non ha conosciuto, diciamo, interruzioni nella sua evoluzione. E per quanto riguarda le famiglie lessicali siamo, come dire, più poveri di strumenti di consultazione rispetto ai sinonimi contrari. Mentre i sinonimi contrari, prima riepilogando brevemente, ho citato tre grandi strumenti che sono il dizionario curato da Pasquale Stoppelli, quello curato da Giuseppe Pittano e il dizionario curato da Tullio De Mauro, che sono diciamo, i tre grandi riferimenti, ce ne sono anche altri per carità, ma sono diciamo, forse i più importanti per quanto riguarda i sinonimi contrari. Per quanto riguarda le famiglie lessicali, sostanzialmente abbiamo uno strumento di consultazione che fu realizzato alla fine degli anni Ottanta ed è il dizionario italiano ragionato. Forse qualcuno di coloro che ci sta ascoltando lo conosce già, ma ne voglio parlare brevemente perché non è uno strumento proprio così noto, così usato e così diffuso. Fu realizzato nel 1988, riedito l'anno successivo e ha avuto poi qualche altra edizione. Oggi mi risulta sia fuori commercio, però, quindi non è uno strumento facile da procurarsi, bisogna avere la fortuna che la propria biblioteca scolastica ce l'abbia o comunque una biblioteca accessibile. È tuttora? Ah, avevo saputo che lo hanno rimesso. Allora mi correggo, no, mi dice qui il professor Bruni che è in commercio, quindi l'editore è Danna a Firenze, prima edizione 1988. Allora, questo è un dizionario italiano ragionato, un dizionario evidentemente diverso da quello a cui siamo abituati, un dizionario che non segue un ordine strettamente alfabetico nella presentazione dei lemmi, ma che si pone un problema.
È un dizionario che è stato creato per superare quello che viene considerato dagli autori di questo dizionario, che sono Angelo Gianni, Luciano Satta e Tristano Bolelli, un grave limite dei dizionari tradizionali, cioè quello di ridurre ogni parola, qui cito dalla loro introduzione, come qualcosa di a sé stante, distaccata, come un frammento in sé concluso e isolato, ridotto a una tessera singola al frammento minimo di un mosaico. Quindi l'idea che i dizionari tradizionali, nel loro ordinamento rigidamente alfabetico, che è comodissimo per la consultazione, tuttavia finiscano per dare un quadro generale del lessico di una lingua come appunto una serie di atomi che non hanno però un rapporto tra di loro. Il dire era stato pensato proprio per superare questo limite. Anche qui, tra l'altro, si usa questo linguaggio metaforico, si parla di tessere, di mosaico, anche in questa introduzione di questo appunto vocabolario. E l'idea di chi ha scritto il dire, quindi, è quella di organizzare il lessico per famiglie, secondo una visione unitaria, per, dicono gli autori del dizionario, restaurare l'unità della cultura nella frammentarietà delle conoscenze, la scoperta della circolarità nell'atomismo delle voci. Definizione piuttosto complessa dal punto di vista linguistico e concettuale soprattutto, ma che dà bene l'idea appunto di qual era l'obiettivo dei redattori di questo dizionario. Quindi un obiettivo estremamente ambizioso che va anche oltre la lingua, cioè superare la frammentarietà delle conoscenze, diciamo, proposte in modo atomistico e recuperare invece la loro profonda unità. Il criterio fondamentale seguito dai curatori è quello di raggruppare le parole in famiglie legate da una comune origine, quindi da uno stesso etimo, ma anche da un rapporto di significato. Quindi che appartengono a un campo semantico simile. Questo almeno è quello che loro dichiarano nell'introduzione. Poi vedremo che nella prassi, diciamo, nella realizzazione concreta del dizionario, non sempre, a mio avviso, questo criterio viene rispettato. L'idea, insomma, è quello di superare quella distinzione un po' netta che ho detto all'inizio fra famiglia lessicale e famiglia semantica e di provare a trovare una fusione fra queste due famiglie. Infatti loro non parlano di famiglia lessicale o semantica, usano la definizione famiglie di parole, dentro la quale vorrebbero far stare insieme queste due accezioni. La loro definizione di famiglia di parole è questa. Costituiscono una famiglia di parole tutte quelle voci che, per affinità di significati e di origine, fra parentesi, per affinità semantica e di etimo, chiusa parentesi, sono strettamente legate tra loro. E qui vediamo bene come vogliono tenere insieme le due cose, cioè l'affinità di origine, quindi l'etimo, l'etimo e poi la radice della parola, e l'affinità di significati. Allora, il criterio, come ho detto prima, in questo strumento, a mio avviso, è rispettato solo in parte. Io mi sono soffermato intanto su una voce, che è la voce donna. Allora, questo è un dizionario dove se uno cerca donna non trova la parola donna, trova una parola scritta donna, scritta molto piccolo in grassetto, con un rinvio a un'altra parola. Quello che sorprende è che la parola a cui si rinvia è duomo. Cioè, da donna bisogna passare ad uomo. Grave, grave. E... Da donna si passa ad uomo. Devo dire che con grande onestà i curatori del dizionario lo dicono loro stessi fin dall'introduzione. Probabilmente, forse mettono anche un po' le mani avanti, sanno che questa poteva essere una critica che gli poteva essere rivolta. Perché si passa da donna ad uomo? Evidentemente per un criterio puramente etimologico. Duomo innanzitutto è scelta come parola base della famiglia lessicale di tutte le parole derivate da domum. Quindi scelgono come parola base duomo, quindi voi dovete immaginarvi nel dizionario voi trovate duomo in grassetto e sotto duomo la definizione di duomo seguita da tante altre definizioni di parole in qualche modo connesse etimologicamente con queste parole. Naturalmente fra queste c'è anche donna. Donna viene da dominam e poiché dominam a sua volta è derivata da domus, ecco che i curatori hanno deciso di mettere insieme sotto la voce Duomo. Quindi, questo è solo un esempio, ma ce ne potrebbero essere anche altri, è evidente che nella pratica del dire, al di là di quello che viene detto nella introduzione, prevale un criterio nettamente etimologico e, e non di affinità semantica tra le parole, d'accordo? Quindi questo è sicuramente un limite che questo strumento può avere, che però ha anche molti pregi, perché indubbiamente è vero che dà, come dire, offre uno sguardo sul lessico in cui vengono molto valorizzate le relazioni tra le parole.
Quindi si parte dall'etimologia antica, ma poi ci sono anche evidentemente relazioni di significato moderno. La scelta loro dicono di scegliere come parola base quella più vicina all'originale latino, quindi domum, duomo come casa del Signore e quindi nel senso diciamo religioso, e per cui duomo viene scelta come la parola, come dire, che apre la famiglia lessicale. Naturalmente in questo c'è dell'arbitrarietà che loro stessi dichiarano peraltro nell'introdurre il loro dizionario. E... Ecco, quindi la struttura della voce in questo dizionario italiano ragionato, prevede un lemma base che è quello, diciamo, più vicino alla radice latina della parola, e poi disposte in ordine alfabetico tutte le altre parole che derivano da quell'etimo. Quindi donna si ritroverà sotto la voce d'uomo, ovviamente evidenziato in grassetto e con una sua definizione sotto. Dopodiché uno può dire, ma io come faccio a sapere già che donna si troverà sotto d'uomo? E fortunatamente ci hanno pensato i redattori, uno cerca donna in ordine alfabetico, lo trova e sotto donna trova la freccetta con l'invio, vedi d'uomo. Per cui ci si arriva alla fine. Certo che il percorso naturalmente è un po' più tortuoso rispetto ai dizionari tradizionali. È un dizionario che spiazza indubbiamente all'inizio, le prime volte in cui lo si usa bisogna un po', come dire, prendere le giuste misure, però poi adesso vedremo, dopo la parte così un po' più critica per quanto mi riguarda rispetto a questo strumento, vediamo anche che offre effettivamente molte occasioni utili di riflettere sul lessico. Concludo per quanto riguarda questa parte, un altro limite è quello delle parole con prefissi. Per esempio, addomesticare non lo troviamo sotto duomo perché in questo caso si rispetta l'ordine alfabetico, cioè viene messo da un'altra parte. E questo è un limite piuttosto grosso perché si perde la completezza della voce. E loro lo giustificano semplicemente così, dicendo che iniziando per una lettera diversa, qui evidentemente vogliono cercare di mantenere un minimo l'ordine alfabetico, forse per non, come dire, scioccare troppo il lettore che a fine anni 80 si trovava di fronte a uno strumento del tutto nuovo, e però in questo modo evidentemente si perde l'unitarietà della famiglia. Quindi se è un principio che può anche avere una giustificazione sul piano pratico, tuttavia viene meno appunto l'idea di procedere con delle famiglie etimologiche, almeno etimologiche, se non affini sul piano semantico, che siano davvero compatte e complete al loro interno. Adesso passerò a un esempio e una proposta di esercizio. Ecco, qui trovate un breve racconto che ho così pensato partendo dalla voce casa del DIR, del dizionario italiano ragionato. Allora, premetto che la voce casa del DIR presenta ben 29 parole. Naturalmente si incomincia in questo caso con casa, che viene indicato come la parola più vicina al latino casam, capanna, abitazione rustica, che ha sostituito, dicono i compilatori, il latino classico domus, voce da cui sono derivati domicilium, italiano domicilio, e duomo. E poi prosegue con la sua, appunto, definizione. Dopodiché presenta tutta una serie di parole associate semanticamente non semanticamente, etimologicamente con casa, sono 29 in tutto, ne leggo qualcuna. Innanzitutto presenta K, qui siamo a Venezia e quindi chiaramente abbiamo, come dire, dimestichezza, e infatti tra gli esempi viene proposta la Cadoro da parte dei compilatori, quindi viene definito un troncamento antico di casa di uso settentrionale. Poi abbiamo casale, abbiamo la casalina è una stoffa fatta in casa, casalingo, la casamatta, casamento, casamobile si dice qui gran roulotte, non rimorchiabile da un'auto, casareccio, che è variante di casereccio, casata, casatico, come imposta sulle case, il casato, la casa torre, qui dice casa gentilizia con alta torre di difesa costruita dai nobili del contado trasferitisi in città, il caseggiato. Viene messa sotto questa voce anche la parola casella, dal latino tardo casella, piccola casa. E quindi anche casellante, casellario, casellista. Casellista è chi ha in affitto una casella postale. Casello, come diminutivo di casa, dice casa cantoniera posta lungo la ferrovia, oppure stazione di accesso e di uscita ovviamente da un'autostrada. Casiere, addetto alla custodia di una casa, toscano, marcato in senso regionale.
il casigliano, il coinquilino, chi abita nello stesso edificio. Casinista dice un tempo frequentatore abituale delle case di prostituzione, oggi chi fa di solito gran confusione. E ancora casino, nei suoi vari significati, primo significato viene dato piccola casa signorile di campagna adibita a sosta durante le partite di caccia. Casinò, casolare, casone, casotto, casula, sopravveste casula, sopravveste liturgica indossata dal sacerdote per celebrare la messa. E infine conclude con casupola. Da qui poi rimanda ad accasare, accasamento, accasato, accasellare, incasellamento, incasellatore, incasinare, riaccasare, rincasare, scasare. Tutte queste voci si trovano da un'altra parte, quindi non le ha messe insieme per il criterio che ho spiegato prima, cioè quello di distinguere le voci che iniziano per una lettera diversa rispetto a quello appunto della parola base della voce. Allora, qui che cosa ho fatto? Ho selezionato una dozzina di parole da questa voce appunto del dir e ho cercato di costruire un raccontino di senso compiuto. Marco era tutto sommato un bravo ragazzo, sebbene fosse un po' casinista e spesso fosse rimproverato dai professori per il casotto che faceva a scuola. Da piccolo viveva con i suoi genitori e sua sorella Adele in un grande casale di campagna che si trovava fra due casupole, in cui vivevano i suoi cugini più grandi con le loro famiglie. Il padre lavorava dal lunedì al venerdì in fabbrica e il fine settimana, per rilassarsi, andava spesso a pescare in un casone di sua proprietà. La madre, invece, alla mattina restava a casa e lavorava come casalinga, mentre di pomeriggio andava a fare le pulizie in un caseggiato che si trovava in città. La mamma di Marco, oltre a essere una grande lavoratrice, era anche un'ottima cuoca. La sua specialità era il pane casereccio, che preparava ogni domenica per tutta la famiglia. Era un pane così buono che il suo profumo, oltre a sentirsi nei campi che si trovavano vicino al casolare in cui viveva Marco, raggiungeva perfino alcuni casamenti nei dintorni, tanto che tutti si chiedevano da dove arrivasse quel profumo così gradevole. Allora, si può proporre un testo così alle medie? Io credo proprio di sì, e credo anche che si possa, per esempio, far individuare ai ragazzi le parole che in qualche modo, come dire, sono apparentate tra di loro. È chiaro, non è facile spiegare a un ragazzino di 11 anni cos'è una famiglia lessicale. Tuttavia, anche qui si può ricorrere un po' all'intuitività, dopodiché la teorizzazione magari potrà arrivare più tardi. L'intuitività è che evidentemente qui c'è una parola che è casa e ci sono una serie di parole che hanno una relazione con questa prima parola. Io le ho già evidenziate in grassetto naturalmente, ma si potrebbe provare appunto a far sì che anche i ragazzi magari cerchino di individuarle e anche di capire come da casa si è arrivati alle altre parole. Per esempio casa e casinista. Casinista evidentemente non deriva direttamente da casa, viene da casino. Il casino, come detto prima nella definizione, era appunto il- il- sì, era quello, era la casa signorile di campagna, ma era anche, nell'accezione dice triviale di un tempo, casa di prostituzione, postribolo. Quindi un luogo di grande confusione, evidentemente. Io credo che venga da lì questa accezione di casinista, cioè il ragazzo casinista perché si comporta come ci si comportava in un casino, quindi in un luogo di grande, evidentemente, di grande, dove regnava il caos, in qualche modo la confusione, la promiscuità, diciamo. E, dove casino è una delle parole più note e più usate probabilmente nel lessico dei ragazzi di oggi, ma che probabilmente non sanno da dove viene, da dove deriva. E poi il casotto, anche questa è una parola interessante, una parola che pensavo fosse dialettale, invece ho scoperto non essere dialettale, non è marcata diciamo, in senso regionale. Casotto, qui viene data una definizione nel dir, a proposito di casotto, si dice piccola costruzione di un solo vano, in genere di legno, per rivendita di bibite o ripostiglio di oggetti da giardinaggio o altri usi. Un tempo lo stesso che casino, cioè postribolo, oggi usato nell'accezione di chiasso, confusione, ma con minor fortuna di casino. Quindi anche qua si è arrivati a casotto come confusione, probabilmente da casino, oppure forse, ma credo sia un'ipotesi meno probabile, perché il casotto è appunto un luogo che raccoglie
un insieme di oggetti, magari buttati un po' alla rinfusa, e quindi da lì il casotto e poi in senso figurato è diventata appunto la confusione, d'accordo? Quindi casotto in questo senso. E viveva con i genitori e la sorella Adele in un grande casale di campagna. Questa è una parola con cui i ragazzi probabilmente hanno un po' più di confidenza. Qui su casale è interessante il fatto che il dizionario dà questa definizione, dice che per casale, scusate un attimo che non la trovo, eccolo qui, agglomerato rurale non recintato, anche edificio rustico isolato, qui evidentemente usato nel senso di edificio rustico, ma il casale può essere anche un agglomerato, cioè possono esserci anche più case che insieme vengono definite appunto casale. E poi questo è rimasto anche in molti toponimi, no? Che si chiamano appunto Casale Monferrato, mi viene in mente per dirne una, insomma. E che si trovava fra due casupole. Anche qua si può far riflettere sui significati, perché la casupola non è soltanto una piccola casa, ma ha un significato più specifico, che è quello di casa di povero aspetto. Quindi i redattori dicono abituro, che è una parola insomma ormai insomma, che suona piuttosto di sapore antico, letterario, però è una casa di povero aspetto, quindi la casupola non è soltanto una piccola casa, ma una casa povera evidentemente, una casa in cattive condizioni evidentemente. Un'altra parola che può essere interessante, soprattutto in Veneto, è la parola casone, perché i casoni di caccia o di pesca sono proprio tipici, e questo lo segnala anche il dizionario, del Veneto. Quindi da questo punto di vista io ho appunto inserito di proposito questo hobby del padre dicendo che andava spesso a pescare in un casone di sua proprietà. Quindi casone ha un significato specifico che è proprio quello del luogo nel quale si, come dire, è una sorta, potremmo dire, di edificio nel quale sono raccolti tutti gli strumenti necessari o per la caccia o per la pesca e quindi insomma ha questa funzione e ripeto, siccome è particolarmente marcato in senso regionale questo termine mi è sembrato così opportuno cercare di inserirlo. Poi naturalmente c'è la parola casalinga, su questo non c'è molto da dire direi nella scuola primaria inferiore, quello che qui è interessante è che la prima accezione di casalinga è indicata come molto tarda. No, in realtà non l'avevo trovata qui, ma avevo trovato che risale a fine 800, ma questo è meno interessante naturalmente nella scuola, nella scuola secondaria. E poi naturalmente la parola caseggiato, questa è una parola con cui i ragazzi hanno sicuramente confidenza. Qui si può far vedere anche il rapporto di sinonimia tra le parole, quindi collegandomi con quello che ho detto nella prima parte della lezione. Perché qui possiamo incrociare, si potrebbero mettere delle frecce, casale con casolare e caseggiato con casamenti, che c'è alla fine. Caseggiato e casamento non sono esattamente la stessa cosa, perché il casamento è più marcato, cioè più marcato. La differenza è che il casamento generalmente è popolare, cioè il casamento riunisce abitazioni popolari. Il casamento è più nelle periferie, diciamo. Il caseggiato invece non c'è questa differenziazione nel suo significato. Un caseggiato può anche essere in pieno centro di una grande città o in periferia indifferentemente, mentre invece un casamento generalmente ha, come dire, una caratteristica di una maggiore popolarità. E per quanto riguarda il casolare e il casale sono quasi sinonimi, anche qui sinonimia imperfetta, riprendendo quanto detto prima. L'unica differenza, appunto, il casale può avere anche questa caratteristica di essere composto da più edifici, oppure essere un unico edificio. Quando è un unico edificio, il suo significato tende a sovrapporsi con quello di casolare, che invece è sempre solo un unico edificio. Poi si diceva appunto la mamma di Marco, oltre ad essere una grande lavoratrice, era anche un'ottima cuoca, la sua specialità era il pane casereccio. Anche questa è una parola su cui si può far riflettere i ragazzi, come si arriva a casereccio, cosa significa casereccio. È probabile che queste parole i ragazzi ne abbiano una competenza, io dico passiva, cioè le abbiano sentite, difficilmente ne hanno una attiva. Casereccio perché è fatto in casa semplicemente, no? Naturalmente. E poi appunto ho detto del casolare, ho detto dei casamenti, probabilmente si potevano inserire anche altre parole. Penso possa essere un esercizio utile anche questo, ecco, per riflettere sul lessico, per riflettere sulle famiglie lessicali e sui rapporti che le famiglie intrattengono tra loro
e anche per approfondire il tema della sinonimia che, come abbiamo visto, ritorna anche in questo caso. Qui poi mi viene in mente, ho usato casinista e casotto, ma anche casino e casotto sono fondamentalmente, no, dei sinonimi. Quali tipi di esercizi si possono fare su questo? Io ho pensato fondamentalmente a tre tipologie di esercizi, diciamo anche qui un po' graduati. Il più semplice è quello a cui accennavo prima, proporre un testo e chiedere ai ragazzi di individuare nel testo parole che appartengono alla stessa famiglia lessicale. E... Sì, Allora, da Roberto Stradiotto arrivava sì. un'idea, dice si potrebbero introdurre dei distrattori tipo per caso, caseario, casomai, cagione, casio, eccetera, o l'esercizio si complica eccessivamente? No, si possono certamente introdurre e naturalmente, come sempre, dipende dagli studenti che si hanno di fronte. Non so se hanno sentito la domanda. Ah sì? Ah, Sì, perché ho scusa, usato il scusa, scusa. microfono, sì, sì. E l'esercizio, sì, si complica e qui come sempre è difficile dare una risposta, nel senso che potrebbe essere forse un esercizio che si potrebbe proporre per ragazzi di terza media, educandoli però anche istruendoli anzi all'uso del vocabolario, che forse è una cosa che andrebbe fatta già durante le medie. Al dire il vero non si fa, mi risulta, né alle medie né alle superiori, però non andrebbe fatta, perché il dizionario è una miniera di informazioni che però spesso non viene sfruttata o viene sfruttata male. Anzi, a questo proposito mi viene in mente, a proposito dei sinonimi contrari di cui si parlava prima, non so se alle medie venga usato, alle superiori viene molto usato, i ragazzi si affidano al dizionario di sinonimi contrari come l'ancora di salvezza, cioè un po' perché hanno questa ossessione, a volte trasmessa anche dai professori, di evitare le ripetizioni e quindi hanno questa tendenza a cercare sempre e comunque la variazio a qualunque costo, anche quando magari non è possibile o non è con esiti disastrosi. E poi non capiscono che il dizionario dei sinonimi contrari appunto va usato con criterio. Scelgono la prima parola che trovano nella lista dei sinonimi, sì, in genere lo usano per trovare i sinonimi, e usano quella senza tener minimamente conto di quanto si è detto prima sui contesti d'uso. E quindi appunto gli esiti spesso sono appunto disastrosi. Quindi non bisogna dare per scontato che i ragazzi sappiano usare il dizionario, ecco, a nessun livello. Appunto, quanto diceva Roberto, io credo che sicuramente i distrattori possano essere utili. È chiaro che non bisogna, secondo me, avere pretese eccessive nella scuola secondaria di primo grado. Diverso sarebbe il discorso in quella di secondo grado, soprattutto nei licei dove si studia il latino, perché allora in quel caso distinguere cagione da cagione, sì. Sì, sì. Distinguere cagione da una di queste parole, beh, lì sì, perché uno studente che ha insomma, studiato un po' di latino deve avere presente questa distinzione, insomma, il fatto che siano due parole che non appartengono alla stessa famiglia. O altrimenti, chiaramente ci si affida di più all'intuito, quindi se due parole fra casa e cagione, cioè casa e causa, c'è un rapporto anche di affinità semantica o siamo in due campi completamente diversi? Io credo che un ragazzino, ragionandoci sopra, possa capire che quelle due parole si assomigliano nel suono, ma che dal punto di vista del significato appartengono a due campi diversi, pur non sapendo la derivazione latina delle due parole. Quindi sicuramente è un esercizio che si può proporre, sì, sono d'accordo, ecco, forse più alla fine delle medie che all'inizio, però penso di sì che si possa proporre utilmente, sì, sì. Ecco, dicevo a proposito degli esercizi che si possono proporre su questo, appunto proporre un testo, come dicevo prima, fare individuare semplicemente sottolineandole o cerchiandole le parole che appartengono a una stessa famiglia lessicale senza distrattori come avevo pensato io o con i distrattori come propone Roberto. Dopodiché, livello superiore di difficoltà, far individuare le parole che appartengono alla stessa famiglia lessicale. Dopodiché chiedere ai ragazzi di proporre, se possibile, dei sinonimi o delle brevi definizioni. Ovviamente qui sta l'insegnante non avere pretese eccessive o che vadano oltre le possibilità di un ragazzo che sta frequentando la scuola media. Questo esercizio che si può fare tranquillamente alle medie si può fare anche alle superiori. Quindi chiedere appunto entrare nel campo della definizione, entrare nel campo della sinonimia e far riflettere su questo. Ultimo tipo di esercizio, quello più creativo,
quello che immagino piacerà di più a Roberto, cioè proporre una serie di parole che appartengono alla stessa famiglia lessicale e far scrivere ai ragazzi un racconto, dando un vincolo di spazio. Io ho provato a farlo in prima persona e ho prodotto questo raccontino. Si può fare anche con i ragazzi, cioè dargli una lista di parole: casinista, casotto, casale, casupole, casone, casa, casalinga, caseggiato, casereccio, casolare, casamenti, o altre parole, perché il lessico è una miniera pressoché inesauribile, e dirgli: scrivi un racconto di, che se non le ho contate saranno una quindicina di righe, di senso compiuto, rispettando le regole grammaticali, quindi la coesione e la coerenza del testo, perché è un testo che deve essere corretto grammaticalmente il più possibile e che abbia un suo sviluppo coerente, e usando tutte queste parole in modo appropriato. Questo chiaramente è l'esercizio più difficile dei tre, siamo a un livello più alto. Però mi sembra anche una tipologia di esercizio che chiude bene il cerchio, no? Perché siamo partiti un po' dall'agnello Rivo, no? Delle prime lezioni, quindi è un esercizio che stimolava molto la creatività, e credo che la creatività si possa sviluppare anche in questo modo, insomma, quindi spingendo i ragazzi a trovare relazioni tra parole e a cercare di costruire un raccontino. Io penso potrebbero venire fuori delle cose interessanti. Io insegno anche in una scuola secondaria superiore, temo ormai avrò difficilmente la possibilità di fare esperimenti di questo tipo, però credo potrebbe essere un buon esperimento e credo che i ragazzi potrebbero molto stupirci, perché dal punto di vista della creatività, della fantasia, a volte veramente sanno stupire, insomma, e potrebbero realizzare davvero dei racconti interessanti se ben guidati naturalmente anche dal docente. Ecco, con questo io avrei concluso, nel senso che sì, avevo preparato questi materiali. Non so se ci sono domande, sì, grazie. Un altro esercizio che potrebbe partire da qui e che forse è adatto per i ragazzi delle medie sta nel riconoscimento che, come la casupola non è necessariamente una casa piccola, ma può essere misera, il casone non è necessariamente una casa grande, cioè introdurre l'idea degli alterati lessicalizzati, cercandone nella propria esperienza altri, non so, fiorino, fioretto, cavalletta, cavalluccio, che non si possono usare come alterati, ma sono parole a sé stanti. E nel caso specifico di casone, che è maschile pur venendo da una base femminile, si potrebbe cercarne di analoghi, per esempio la barca e il barcone, la cassa e il cassone, cioè alterati veri nel caso di barca e barcone, insomma, non proprio perfetti, che cambiano genere morfologico. Quindi l'esercizio potrebbe diventare anche quello di ricerca di casi paralleli a quello dato su cui si riflette per vedere come è fatta questa parola, cioè con quale suffisso in questo caso è stata costruita, a cosa serve quel suffisso. Di solito serve per ingrandire, ma in questo caso no, perché casone è una parola a sé stante e ha la particolarità del cambio di genere morfologico. Sì, insomma, è una delle tante possibilità di invogliare i ragazzini a usare il vocabolario e a usare una ricerca mentale del proprio dizionario, del proprio vocabolario personale. Anche qui dipende dalla qualità della classe con cui si sta lavorando, perché ci sono classi più reattive, come tu sai meglio di noi, insomma, e classi più patatose. Sì, c'è No, anche... è bello, insomma, anch'io ho provato a fare queste cose qui con tavola, tavolina, tavoletta, tavoliere, tavolaccio. Inventare una storia è un bel esercizio, una storia di senso compiuto è un bel esercizio, dovendo usare tutte le parole di una stessa famiglia e vengono fuori delle cose divertenti. Sì, certamente credo anch'io facendo questo esercizio mi sono reso conto che si può aprire effettivamente a
a molti altri sviluppi anche, no? Per esempio questo del casone effettivamente a una prima lettura sembrerebbe appunto una casa grande, no? Un casone, una casa grande. Una casona, allora al limite, no? Può dire, hai una casona, allora in quel caso una casa grande, in un contesto ovviamente molto informale, no? Ha una casona, una casa molto grande. Casupola allora si può mettere in relazione con casetta. La mia casetta è piccola ed è anche connotata affettivamente, la mia casetta. Mentre invece la casupola è una casa brutta, misera, a cui viene associato poi anche l'idea che sia un po' un diminutivo, perché in genere la casupola, oltre ad essere brutta, è anche piccola, però di per sé non è un diminutivo. Cioè diventa un diminutivo perché il suo significato presuppone il fatto che si tratti di una casa di dimensioni non particolarmente ampie in genere, no? Però indubbiamente non è di per sé un diminutivo, insomma, e quindi da questo punto di vista sicuramente si possono fare molte riflessioni sulla lingua e sulle parole, ecco. Io avevo pensato anche a scuola, scolaro, scolastica, scolastico, però lì si andava un po' più sul complicato, per esempio scolastico nella sua accezione negativa. È un lavoro scolastico, no? Che, allora mi sembrava che, come dire, si uscisse un po' dallo scopo che avevo con questo esercizio, perché quello forse va bene sì per le superiori e Scolarizzare, scolarizzare, certo. scolarizzato. Scolarizzare, scolarizzato. Lì Aula scolastica non è negativo. aula scolastica non è negativo, certo. Un lavoro scolastico sì, anche se una volta mi è capitato un esame di maturità che è un componente della commissione, vedendo una tesina, disse questo è un lavoro scolastico. Che cosa deve essere? Anche io gli dissi, ma a dire il vero, non siamo all'università, insomma, quindi anche su questo bisogna intendersi, no? Cioè nel contesto della scuola un lavoro scolastico va benissimo, il problema è Certo. quando si è fuori dalla scuola, cioè, Certo. allora magari all'università si può dire, guarda, hai fatto un lavoro un po' scolastico, ma allora ha un significato diverso. Per cui, insomma, veramente non si finisce mai, ecco, col lessico è... forse anche il modo un po' più semplice per agganciare un po' gli studenti e stimolare un po' il loro interesse, tenendo sempre conto di un problema che mi hanno fatto presente anche molte persone con cui mi sono confrontato. Il problema è che gli studenti, noi diamo sempre per scontato, siano tutti madrelingua, perché abbiamo ancora in testa la scuola di 20-30 anni fa, e non è così. E non è così. Ci sono classi, soprattutto nelle grandi città, ma ormai anche in altre aree, diciamo, in cui sono presenti molti studenti che non sono madrelingua e che di fronte a un esercizio del genere tarato su madrelingua potrebbero avere grandissime difficoltà, insomma. Quindi bisogna tenere presente anche questo. Ecco, a questo proposito mi arrivava anche un appunto sempre di Roberto Stasiotto, e diceva: lavorando con stranieri come gli albanesi si possono affiancare parole come cassa, cassone, eccetera, poiché la nostra scempia è doppia per loro. La nostra scempia per loro è doppia. Ah, beh, certo. Quindi... Nell'Italia settentrionale la doppia dell'italiano è scempia. Ma ormai... Sì, sì, certo, e lì naturalmente dipende anche dalle etnie che sono presenti all'interno di una classe, che a volte appunto ci possono essere due studenti albanesi, due che provengono dall'Africa, due che provengono dall'Est Europa, e due asiatici magari, e chiaramente il lavoro diventa difficile. Qui andremo in un discorso che secondo me è preliminare a questo, cioè la formazione linguistica che viene scaricata completamente sui docenti di italiano delle medie senza che ci sia invece un lavoro preliminare, insomma, propedeutico all'ingresso nella scuola media. E su questo credo che chi lavora nelle medie potrebbe avere davvero molto da dire, insomma, nel senso che pretende l'insegnante di italiano insegni l'italiano agli italiani e anche gli italiani stranieri nello stesso momento, nella stessa aula, come? E magari anche pretendendo gli stessi risultati, è una pretesa, è semplicemente irrealizzabile. Quindi, come sempre avviene in Italia, ognuno si arrangia come può, cerca di fare il possibile. Il docente molto bravo riesce comunque a ottenere qualche risultato, il docente meno bravo non ci riesce, e anche il docente molto bravo a volte non ce la fa. Devo
Volevo aggiungere che sempre da Vicenza era arrivato ancora prima l'osservazione invece delle persone che stanno seguendo, dicevano che appunto gli esercizi proposti forse non sempre sono spendibili, magari anche in questo contesto, però chiedevano se potevano averli a disposizione, quelli che sono Sì, stati sì, proposti. mi ero dimenticato di dirlo prima, tutto il materiale che è stato oggi proiettato è un file in PowerPoint che verrà messo in piattaforma al più presto, già penso Lucia da domani, no? Dopodomani, insomma, si possa mettere, anche stasera forse, ecco. Quindi sarà naturalmente accessibile a tutti, ecco, e spero dia qualche buono spunto. E avevo premesso anch'io, sì, che effettivamente, naturalmente, esercizi più spendibili, altri meno, ma ripeto, mi interessava più che l'esercizio in sé la tipologia, ecco, cioè il tipo di esercizio, dopodiché restano soltanto esempi, ecco, comunque sarà tutto disponibile al più presto, assolutamente, insomma. Ecco, buonasera. Niente, l'approfondimento che è stato fatto dal collega mi porta a fare due diciamo, osservazioni veloci. La prima, un tipo di racconto che mi viene in mente che si potrebbe adottare a scuola è il seguente, ovvero un brano simile a quello presentato, all'interno del quale si tratterebbe di trasformare delle parole particolari, messe in risalto magari in grassetto, le quali risultano essere delle parole, diciamo così, improprie, oppure parole che tendenzialmente nei loro elaborati scritti i ragazzi tendono ad abusare fin troppo. Penso a verbi come i classici dire o fare, vocaboli come roba o cosa, fino a altri più, diciamo così, comuni come bello, divertimento, gioco. In questo caso si tratterebbe di trovare, con l'aiuto ovviamente del vocabolario, delle parole sostitutive. E penso che, e questo andrebbe bene secondo me, soprattutto per i ragazzi che hanno particolari difficoltà con l'italiano, si potrebbe anche farli lavorare a piccoli gruppetti o a coppie e diciamo così, mettendo assieme un ragazzo con una maggiore capacità di base a livello anche dialettico con uno che presenta maggiori difficoltà e, ripeto, sempre con l'uso del vocabolario, individuare l'alternativa alle parole proposte per principalmente abituarli a non usare sempre le stesse parole quando si tratta di fare il classico tema di italiano, ma permettere loro di arricchire il loro lessico di base. Soprattutto penso ai ragazzi stranieri che potrebbero avere maggiore difficoltà a variare il loro registro linguistico rispetto al contesto dato. La seconda riflessione, più che altro una mia, diciamo così, puntualizzazione che mi verrebbe da fare, riguarda questo, e cioè, dato che spesso i ragazzi nei loro lavori tendono ad avere difficoltà ad usare il lessico in maniera appropriata, noto che ci possono essere due tipi di conseguenze. La prima, non riuscire ad andare oltre un livello base, per cui, ripeto l'esempio iniziale, un'espressione tipo i ragazzi amano molto le cose eh, tecnologiche, mentre i loro genitori non hanno dimestichezza con queste cose, dove qui l'espressione cose è sinonimo di apparecchiature tecnologiche, di strumenti tecnologici. In questo caso si denota come un ragazzo in questo esempio specifico non riesce ad andare oltre al livello base, per cui usa solo quell'espressione e non riesce con l'uso del vocabolario a trovarne una sostitutiva. In caso contrario ci può essere invece, si può arrivare al cosiddetto ipercorrettismo, ovvero si diceva prima come l'uso del vocabolario a volte viene usato in maniera impropria. E se io ad esempio in un tema ho trovato questo posso dire il ragazzo, anzi c'è stata una lite tra il ragazzo e la sua famiglia. Mi sono trovato a dover, diciamo così, esaminare un'espressione alternativa che è stata c'è stato un bisticcio tra il ragazzo e la sua famiglia. Qui naturalmente non si parla tanto di un errore quanto del fatto che il ragazzo ha trovato nel vocabolario una parola alternativa alla precedente ed è stata la prima che ha inteso
sinonima della stessa. Quindi si tratterebbe di riuscire ad operare il vocabolario e di capire, a seconda del registro usato, quando usare una parola rispetto ad un'altra. Torniamo al discorso iniziale comunque. Certo, devo dire che ci sono anche vocabolari sinonimi contrari che adesso aiutano in questo, cioè segnalano i contesti d'uso nei quali le varie parole vengono impiegate. Dopodiché, ovviamente, la lingua è talmente ricca che supera anche come dire, le etichette che anche il miglior lessicografo può dare, per cui anche così continua a essere uno strumento difficile da usare. E credo che ciò di cui tu stai parlando abbia ancora a che fare appunto con i sinonimi, no? Lite e bisticcio. Dipende quanto grande è stata questa lite, perché se si tratta davvero di uno scambio polemico, no? Finito brevemente su questioni futili, bisticcio va benissimo. Ma se invece si sta parlando di qualcosa di molto più serio, è chiaro che si passa alla lite. Quindi sono due sinonimi imperfetti, come dicevamo prima, no? Cioè il loro significato apparentemente sono sinonimi, ma sono sinonimi imperfetti. Poi è chiaro il dizionario dei sinonimi li mette insieme, ma il dizionario dei sinonimi nella parte introduttiva specificherà sicuramente che c'è questo problema dei sinonimi imperfetti. Il problema è che le parti introduttive dei dizionari credo siano i testi meno letti in assoluto, non so se lei è d'accordo, se il dizionario uno lo compra, lo usa, ma non si va a leggere spesso a l'introduzione. scuola non vengono forse sfruttati a dovere e Sì, devo questo dire che può hanno... essere una mancanza dei docenti in questo Ma caso. devo dire una cosa, hanno un linguaggio spesso molto tecnico, per cui sono utili per i docenti, ma vanno poi filtrati per i ragazzi, perché non hanno un linguaggio proprio accessibilissimo. E per quanto riguarda la ripetizione, se ne è parlato anche in un libro che ha avuto molta fortuna, che è no, quello di Seriani, Banchi di libri sui banchi. Scritto sui banchi, grazie. Scritto sui banchi di Serianni, in cui appunto si parlava di questa sorta di ossessione della ripetizione, no? Che io accennavo prima, che è un'ossessione che molti docenti hanno, specie quelli con un'impostazione un po' più tradizionalista, che ha ragioni anche storiche, su cui però il professore potrebbe forse dire molto di più di quello che posso dire io. Ma insomma è tipico del docente italiano quello di stigmatizzare sempre e comunque la ripetizione. Io ai miei dei ragazzi dico, Manzoni è Manzoni, che se tu poi me lo chiami l'autore di Promessi Sposi o Leopardi lo chiami il Re Canatese, l'autore dei canti, cioè non mi aggiungi niente, Manzoni è Manzoni. E a un lettore italiano dà molto fastidio spesso rileggere più volte la stessa parola e viene stigmatizzato anche in modo eccessivo, cioè il sinonimo va bene, è giusto usarlo, è chiaro gli appesantimenti non vanno bene, però rendendosi anche conto che insomma la ripetizione non è un reato penale, insomma può capitare e in qualche caso ci sono parole che non sono sostituibili, insomma, se non con delle perifrasi che diventano un po' goffe alla fine, un po' ripetitive a loro volta, insomma, quindi anche lì il dizionario dei sinonimi secondo me va usato per trovare una parola più precisa in quel contesto, non tanto per non ripetere la parola usata 5 righe, 6 righe o 7 righe prima. Nel libro di Seriani di cui si parlava adesso si vedono delle correzioni dove c'è un sinonimo sottolineato, 8 righe dopo c'è un'altra sottolineatura e il professore che scrive vicino ripetizione. Insomma, bisogna secondo il contesto, è chiaro che se uno ripete la stessa parola 4 volte in 3 righe è un appesantimento stilistico, è giusto insegnare che appunto l'italiano è una lingua particolarmente ricca e quindi si può variare, però ripeto non deve diventare un'ossessione, ecco, né per i ragazzi né i docenti devono avere questa ossessione, credo. Sempre da Vicenza chiedono se avete da suggerire qualche buon vocabolario di sinonimi e contrari. Sì, beh, ci sono, direi, i due migliori per la scuola sono, l'avevo detto prima, ma lo ripeto volentieri, di Garzanti, si chiama semplicemente Sinonimi e Contrari, è curato da Pasquale Stoppelli, Garzanti Milano, ce ne sono state varie edizioni anche recenti, adesso l'anno preciso francamente non me lo ricordo, ma insomma è comunemente in commercio. E altrimenti c'è lo Zingarelli, curato da Giuseppe Pittano, sempre naturalmente Sinonimi e Contrari. E Zanichelli, sì sì, Zanichelli, Sinonimi e Contrari, curato da Giuseppe Pittano. Lo strumento forse più ricco è il grande dizionario italiano, i sinonimi dei contrari, però insomma sono due grandi volumi e diventa insomma anche per i ragazzi uno strumento molto più difficile anche da consultare, da usare, insomma
fortunato chi ce l'ha nella sua biblioteca personale o scolastica, ecco. Però come invece strumento di uso più corrente direi che quello Zanichelli e quello Garzanti, tra quelli che ho visto, mi sembrano i migliori, che possono essere anche i più utili per i ragazzi. Ce ne saranno sicuramente altri, io ho lavorato soprattutto su quelli. Per le famiglie lessicali invece non c'è molta scelta, c'è il dizionario italiano ragionato, editore Danna e Firenze, 88 prima edizione, e poi ristampato e non lo sapevo, ma tuttora in commercio e quindi eventualmente acquistabile, con i suoi limiti, ma anche con i suoi pregi, come ho detto prima, ecco. Va sicuramente usato da un docente che poi deve filtrarlo per i ragazzi anche in questo caso. Non si può dare direttamente, secondo me, a un ragazzo, soprattutto nelle medie, uno strumento del genere. Lo deve usare il docente e trarre quanto di buono ha quello strumento. Poi non ne sono stati fatti altri, evidentemente. Forse non ha avuto un grande successo editoriale, non lo so, di solito la ragione è quella, no? Se quella strada lì non è stata più seguita, ecco, per cui abbiamo molti dizionari impostati in modo tradizionale, alcuni ottimi, se ne è parlato anche nelle scorse lezioni, però quell'impostazione lì dell'italiano ragionato, quindi l'italiano organizzato per famiglie, non l'ha più seguita nessun altro e il dizionario non credo neanche sia stato più aggiornato, a dire il vero, a fine anni 80, vero? Si vede un po' anche dalle definizioni, no? Quel Casupo l'ha definita come abituro, per esempio, fa capire che probabilmente non c'è stato poi un aggiornamento successivo, perché insomma è una definizione davvero che suona molto arcaica, ecco, Quindi questi sono gli strumenti fondamentalmente, ecco. Ma questi si trovano, i due che ho detto, quello di Stoppelli e quello di Pitano, si trovano in qualunque libreria un minimo fornita, insomma, non sono difficili da reperire. Quello di De Mauro un po' di più e ha anche un costo diverso, naturalmente, insomma, perché è il più ricco. Ecco, magari li mettiamo comunque per esteso scritti Sì, a seguito dei materiali. d'accordo, Mi pare sì, che sì, sì. le lezioni della professoressa Fornasiero già comprendessero anche la bibliografia dei libri che aveva suggerito. Mi pare di sì, comunque verifichiamo, ecco perché arrivava appunto sempre Faccio una Roberto. piccola bibliografia anch'io, così la metto e Ecco, possono... trovano tutto là. Trovano tutto là. Perfetto. Bene, se non c'è altro ci avviamo alla conclusione o, come dicono nelle eleganze televisive, andiamo a chiudere, andiamo a presentare, andiamo a concludere. Ecco. Permettetemi un paio d'ore di riflessioni prima di concludere. Dico bene, siamo tutti contenti. Intanto devo lamentarmi con Diego Ellero, che non ha fatto un racconto, ma l'inizio di un racconto. Questo potrebbe essere un romanzo come Guerra e Pace, tu ci hai dato solo l'attacco. Quindi io mi aspetto che o qualche Agnello Rivo o simile Agnello Rivo o individui più precisati di questa entità strana continuino, insomma, Seguono, certo. magari cambiando parola ogni tanto, evidentemente. Scherzi a parte, agli immigrati di prima generazione ho pensato spesso in questi incontri, e ci pensiamo tutti da tanto tempo e ce li abbiamo in modi diversi di fronte. È evidente che una parte cospicua di questi esercizi non si possono proporre, scusate, a un allievo appena arrivato in Italia e privo e che sa dire 5 o 10 parole in italiano o anche 100. Il fatto si sa il problema. Allora, se si fa un esercizio accessibile a questi ragazzi principianti assoluti, e naturalmente i compagni italofoni o anche immigrati di seconda generazione, oltre che gli italiani, che pure ci sono, non si trovano stimolati. Viceversa, un esercizio difficile è troppo difficile per loro. E la soluzione non c'è. Uno di questi corsi dei Lincei per la scuola quest'anno è stato dedicato esclusivamente all'insegnamento a Pisa, all'insegnamento dell'italiano per ragazzi L2, quelli cioè per i quali l'italiano è lingua seconda, ma per gli africani molte volte è terza, perché c'è
la lingua o la varietà africana, poi c'è il francese o l'inglese e poi l'italiano in realtà è lingua terza, almeno per quelli che non sono proprio ragazzini, insomma, gli adolescenti. Però è chiaro che si può fare sull'italiano come L2 in rapporto agli immigrati, c'è una grande attività tra volontariato e imprese che danno anche qualche legittimo guadagno a chi ci insegna. Tuttavia il problema non viene risolto perché si possono fare due corsi distinti, ma nella realtà dell'aula scolastica poi le due cose si mescolano. Io ho accennato forse in questa sede, come ho fatto in altra sede, alla illusione dato che quanto pare dovrebbero entrare nella scuola i precari, no? Il che non risolve tutti i problemi, perché mancheranno in ogni caso, leggo sui giornali, mancheranno in ogni caso insegnanti di matematica e probabilmente ce ne saranno in soprannumero su altre materie. Allora, quale che sia il titolo di studio dei precari che entrano, quelli soprannumerari, quelli di cui non c'è un bisogno immediato, potrebbero tutti fare delle ore supplementari per gli immigrati di prima generazione. C'è in genere ostilità su questo piano perché dicono così si creano le classi ghetto, ma io parlo di ore collaterali in più che dovrebbero essere di aiuto a questi immigrati che hanno poco o pochissimo italiano e dovrebbero essere vantaggiosi perché diminuirebbero, non annullerebbero la differenza linguistica con gli altri. Ma non mi faccio troppe illusioni in materia. Voglio solo, adesso concludo sul serio, mi è venuto in mente durante queste ore che proprio ieri un mio amico mi ha parlato di una scuola in altra città, una scuola secondaria di primo grado, abbiamo imparato ormai questa complicata espressione, un insegnante un insegnante di scuola secondaria di primo grado, appunto, propone ai suoi allievi passi dei Promessi Sposi compresi nella antologia, quindi non il romanzo tutto intero naturalmente, e lo fa in una modalità che mi è tornata nuova e originale per quello che io so. Cioè lei, i testi delle antologie si possono leggere, però lei fa una cosa diversa, vale a dire li legge lei in classe e invita poi gli alunni a ripetere in tempo reale, subito dopo la lettura, a riassumere, insomma, a dire che cosa hanno sentito, che mi pare la valorizzazione di quella abilità dell'ascoltare, che è una delle 4 abilità, in un modo interessante, direi, a parte il fatto che io tra i miei peccati ho quello di essere un manzoniano di ferro, ma insomma, a parte il manzonismo di ferro, insomma, mi pare un fatto interessante. Comunque, poi avete visto anche in questa ultima esposizione che ha fatto Diego Ellero, come si tocca il lessico e si finisce subito sulla formazione delle parole, sulla grammatica, appunto per questa ovvia, evidente e strutturale interrelazione tra le varie parti dello studio della lingua. Concludendo, anche a nome di Serena Fornasiero, che è qui con noi anche oggi, ringrazio i professori Bisi, Sofia Bisi, Antonella Calebiro, Diego Ellero, Barbara Godoli e Roberto Stradiotto per l'ottima e necessaria collaborazione.
e ringrazio Lucia Macaluso e Gabriele Scalvini che ci hanno permesso di chiacchierare in queste 4 occasioni. E quindi aspettiamo le vostre severissime valutazioni, picchiate duro e insomma vediamo un po' che cosa si potrà combinare il prossimo anno. Arrivederci. Arrivederci.